o posteggiatore. Ma venne quasi a chiamare, sentendo questa musica. Chitarre e mandoline, canzoni passate in Napoli che non muore. Che bella cosa! È una serata fatta da posteggiatore. E questa musica, con freddo e con vento, porta i soldi a casa e da campana a cammino. Posteggiatore, storia senza fine, canzone belle che fai sentire. Io sarà di tu si un ritratto in alto, una favola d'amore. Questa città che portiamo dentro è la cosa più bella in Napoli, nessuno lo può negare. La voce, chitarra e mandolino, che a vita si fa bene, con questo sentimento che porta in dopo. Posteggiatore, carnale e sta città. Buonasera a tutti. Io non mi dilungo ulteriormente e ho il piacere di presentare la nostra presentatrice ufficiale in questo evento importantissimo, il Festival della Posteggia. Ladies and gentlemen, Magda Mancuso. Facciamo un applauso a Stefania Starace, che è una bravissima professoressa di inglese, me ne sono accorta anche da come è definito il nome Evans, perché tutti dicono Evans. Bravissima Stefania. Buonasera a tutti e benvenuti alla quinta edizione del Festival della Posteggia. Innanzitutto facciamo un applauso alla tenuta donna Lucrezia che stasera ci ospita. Io sono alla terza edizione al timone di questa manifestazione veramente importante, perché racconta l'arte, la cultura, la tradizione della nostra bella Napoli, la tradizione che insomma da anni tanti artisti diffondono in tutto il mondo, quindi non solo in Italia, anche all'estero. E quindi facciamo un applauso anche al nostro direttore artistico Gioacchino Iorio, che è subito accanto a me. Vieni un attimo qui accanto a me, anche se stasera parlerai molto poco, lo so, però puoi dire almeno buonasera al pubblico. Buonasera a tutti e grazie di tutto. Chiamiamo qui subito il presidente dell'associazione Graffiti d'Argento, Anna Maria Romano. Eccola qua, facciamo un applauso perché lei è una donna molto impegnata nel sociale ed è fortemente legata a questa manifestazione, l'ha sostenuta fino al primo momento. Buonasera, io le lascio il microfono così può dire due parole al pubblico. Buonasera, prima di passare alla mia presentazione volevo ringraziare a Gioacchino e a tutti quanti voi e soprattutto a Donna Lucrezia che ci ha dato la possibilità che stasera qui facciamo questa grossa manifestazione che si chiama Festival della Posteggia Napoletana. Io mi chiamo Anna Maria Romano, sono presidente dell'associazione Graffito d'Argento, sono ambasciatrice del comune di Pollena Trocchia perché mi occupo della cultura, del sociale e dell'arte e soprattutto della discriminazione di genere. Io cosa posso dire? Io quando sento cultura e arte per me vanno parallele, non si incontrano mai, ma stanno sempre insieme e questa è passione e amore. E io vi dico solo una cosa, continuate così,
anche se abbiamo i capelli bianchi, ma continuiamo nella musica, perché la musica è vita. Io purtroppo sono 30 anni che sto nel mondo del sociale, oltre al mio comune e i comuni limitrofi. Io sono arrivata grazie alla mia virtù in America, e questo è un sogno, in Germania e in Polonia. Sono orgogliosa. Adesso faccio tanti saluti a voi, vi ringrazio a tutti quanti, ringrazio la presentatrice che è un'ottima conduttrice, a Giacchino che mi ha voluto qua, lo ringrazio, e poi che dirvi, vi do una cosa anticipata, buon Natale a tutti. Facciamo un applauso forte ad Anna Maria Romano, perché è sempre importante sostenere il sociale e soprattutto stare accanto alle persone più emarginate. Quindi grazie veramente di cuore Anna Maria, grazie veramente. Giacchino, noi prima di iniziare con questa meravigliosa manifestazione, giunta oramai alla quinta edizione, dobbiamo raccontare perché tu porti avanti questa grande tradizione. Innanzitutto hai una grande passione perché suoni la chitarra, hai una bellissima voce, però sei anche il pronipote del più grande posteggiatore che sia mai esistito, un posteggiatore a livello mondiale, Pasquale Opiattara. Detto così perché quando era piccolino Pasquale lavorava presso le botteghe di decorazione, giusto decorava i piatti, ed ecco perché Opiattara. Fu ascoltato un giorno dal grande Giovanni Bovio, il quale decise di pagargli delle lezioni di canto e di musica presso un maestro all'epoca molto gettonato, il maestro Vergine, presso il quale studiava anche il grande Caruso, e così divenne un grande posteggiatore e ha girato tutto il mondo. Poi ovviamente, come tutti i grandi, è ritornato a Napoli ed è morto solo e purtroppo anche povero. Però oggi ci sei tu, il pronipote, che porta avanti questa grande tradizione, ed oggi siamo giunti alla quinta edizione, grazie anche ovviamente a tutti voi che portate avanti questa grande passione per la canzone napoletana. Quindi il primo applauso va a Gioacchino e il secondo va a voi, e il terzo, se mi permettete, lo faccio al pubblico che è qui ad ascoltare i nostri cantanti, perché il pubblico ovviamente è il motore di ogni manifestazione. Senza il pubblico nessuna manifestazione potrebbe prendere vita. Quindi Gioacchino, tu ti puoi sedere, ed io voglio subito iniziare la serata facendo un grosso applauso, invitando qui sul palcoscenico, chiamiamolo così, una grande interprete della canzone napoletana. Io l'ho voluta fortemente come madrina della serata, quindi accogliamola con un grandissimo applauso. Sto parlando di Tyla. Buonasera. Grazie Tyla per essere qui, io vi chiedo un loro fortissimo applauso. Tu sei una cantante, un'interprete, ma sei anche una bravissima attrice, perché oramai qui in Campania veramente sei conosciutissima per queste tue doti. Da tutti i punti di vista sei veramente molto molto brava, però sei un'artista anche internazionale, perché è capitato insomma di conoscere così appena appena qualcuno che si chiama Dolce Gabbana, che ti ha voluto comunque in una manifestazione a Dubai, se non erro. Sono stata per loro a Dubai, in Giappone, in Messico, abbiamo fatto anche degli eventi internazionali ad alta moda, e ho rappresentato il folklore italiano, ma soprattutto partenopeo, nei loro eventi. E loro mi hanno definito una raffinatezza italiana, e io ho detto raffinatezza sì, ma partenopea. Bravissima. Però ovviamente Dolce Gabbana non poteva scegliere che il meglio, quindi io vi lascio in compagnia di Tyla, e dopo mi direte se Dolce Gabbana ed io abbiamo avuto ragione ad averla qui stasera come madrina. Per voi Tyla. Grazie.
buonasera. Buonasera a tutti. Come stai, Lina? Bene, grazie. Questa è la tua prima volta qui al Festival della Posteggia. Sì. Cosa ci fai ascoltare? Vi faccio ascoltare il palcoscenico. Palcoscenico Lina Nappo. Ah, si è accompagnata dal chitarrista, Sì. ovviamente facciamo anche il nome, Sì. sentiamo del maestro Enzo Doria. Enzo Doria, ok. Per voi Lina Nappo. Signora una voce da spesa e maestra che ronda da spesa una carretta che chiede cantare che la accompagna per tutta città una sciassa con russe portali sta presente che la musica balla passaggeri che sono che avanza protestante un po' di Facciamo ancora un applauso a Lina Nappo. Adesso è il momento di un trio, apriamo ancora con un forte applauso, fate sentire le vostre mani, i Fisarma. Eccoli qua, buonasera. È il primo trio della serata. Anzitutto vogliamo conoscere i vostri nomi. Tu sei? Ti sei Catalano? Tu? Giuseppe Maddaloso. Suoni o canti? Io canto e suono la chitarra. E invece di qua chi c'è? Sono Agostino e sono il tamburello del Caione. I nostri artisti sono pronti e quindi io vi lascio con la loro musica, i Fisarma. Che posso fare? Tutta gente del quartiere dice proprio la verità, siamo proprio arrovinati. Sì, un caffè, ma tu sei là, e sto fatto come sta, e io lo voglio raccontare. A padrone un caffè, gli ragazzi guardando, ma te non zucchero, e non sento bene, mi guarda la camera, sta facciando, e ma brucia il caffè, e non
nostri campioni, 30° caffè, sono innamorato, a padrone del caffè. Beh, devo dire veramente bravissimi il nostro trio, ma adesso andiamo avanti con una voce che rappresenta la canzone classica napoletana oramai da tantissimi anni. Accogliamola con un applauso, lei è Rosanna Aprea. Buonasera Rosanna, come stai? Buonasera, benissimo. Tutto bene, non ci vediamo da un po' ed è sempre un piacere incontrarti. Pubblico meraviglioso questa sera, vedo veramente contentissima di presenziare e ringraziare Giacchino Iovino per questa bella manifestazione. Questa sera cosa ci fai ascoltare? Un pezzo che ho cantato anche in un'edizione precedente, molto bella, mi piace tantissimo il classico napoletano, a letturina e Anche perché diciamo tu sei figlia d'arte, il tuo papà ha cantato a San Carlo, vero? ero un tenore del San Carlo, sono cresciuta nella musica, quindi amo cantare, amo questa professione. E cosa c'è di più bello della musica, Mario? Penso proprio Esprimere le proprie emozioni attraverso la musica. bravissima, quindi ascoltiamoci questa meravigliosa voce, una grande figlia d'arte, Rosanna Aprea. Sì.
Ma andiamo avanti adesso con un'altra veterana della canzone napoletana, la conosciamo oramai da tanto tempo e soprattutto è sempre stata ospite qui al Festival della Posteggia. Accogliamola con un applauso. Lei è Maria Red. Eccola qui, si presenta sempre con i suoi 1000 colori ed ovviamente porta sempre tantissima allegria su questo palcoscenico. Buonasera Maria, come stai? Tutto bene Magda, infatti stasera ho pensato a un pezzo molto famoso, è un pezzo internazionale che conoscono tutti, però che a me piace tantissimo perché dà allegria e gioia. Tra l'altro è ispirato a una storia vera perché l'autore Giuseppe Capaldo scrisse questo brano perché lui lavorava come cameriere in un bar al centro di Napoli ed era innamoratissimo di una cassiera di nome Brigida. Ma questa Brigida non gli filava per niente, era bellissima ma sconfiosa. Lui scrisse questa canzone così paragonandola a una tazza di caffè. Perché il caffè, se mettiamo lo zucchero e non giriamo, diventa amaro. Ma hai tante che hanno già putato e tante che hanno già girato, tutto c'è stata tazza. Fine il book va ad arrivare. Quindi ascoltiamoci Maria Red, Tazze Caffè. Bacino sei una faccia amareggiata, E adesso è il momento di un duo, sono già seduti, si stanno preparando, quindi io vi lascio con l'ottima musica del duo Animal e Coral. Grazie, grazie. È stata una presentazione un po' breve, comunque la accettiamo ugualmente. Per scherzo, dai. Mille vasi sul capo da ricerca non volesse un mio del cuore.
voglio avere, dolce dolce zuccherati che mi zuccherano a me, e baciando mi sembra già te, e quei baci mi sembra già te, questa notte asciugare se bella sapere. Grazie. Devo dire che il duo Anime e Cor sono stati veramente molto bravi. Dopo ascolteremo ancora un altro brano, quindi facciamo un applauso. Intanto noi andiamo avanti, è il momento di un'altra straordinaria interprete della canzone classica napoletana, perché stasera qui è vero che stiamo alla quinta edizione del Festival della Posteggia, però stiamo proponendo anche classici della canzone napoletana, e quindi è qui con noi la nostra bravissima Imma Palumbo. Buonasera Imma, come stai? È sempre un piacere rincontrarti. Buonasera a tutti, buonasera Magda, da quanto tempo non ci vediamo? Il Covid ha tenuto un po' distanti tutti, però finalmente ci sono queste buone occasioni per rincontrarci. Sì. Cosa ci fai ascoltare? Dimmi tutte, non date due in verità. Parti con quella che vuoi. Questo è il mio, questo microfono, il tuo è dietro. Passione eterna, per voi Imma Palumbo. Quando tu mi vuoi bene, io mi attacco a sto bene, non trovo che
Bravissima Irma, quindi adesso andiamo avanti, è il momento dei posteggiatori decumani. Però questa sera ne abbiamo solamente uno qui con noi, che sarebbe il nostro direttore artistico Gioacchino Iovino, al quale va veramente un fortissimo applauso per l'organizzazione. Si è trovato alla fine da solo perché il nostro direttore musicale, il maestro Raffaele Puglia, purtroppo ha avuto un piccolissimo problema familiare, nulla di che, però non può essere qui presente stasera, e quindi dai posteggiatori decumani c'è solamente Gioacchino. Buonasera Gioacchino, sei sempre così timido, non vuoi mai parlare, il pubblico vuole anche ascoltare la tua voce. Buonasera a tutti. Cosa ti piace ascoltare da solo? Reginella. Reginella la vogliamo dedicare a tutte le belle donzelle che sono qui presenti? In particolare a tua moglie, lo dobbiamo dire. Quindi Gioacchino Iovino, dai posteggiatori decumani, per voi Reginella, in particolare la dedica alla moglie Maria. Tu sei fatta una testa scolata, un capello che nasce che rosa, stiamo unita per 400 e parlavo francese così, una vera tragica, una vera volata ignorsi, t'ho voluto bene. Ma non ce l'hanno più mai potuto distrattamente pensa a me. Regina, quando si dormiva non mangiava cane gelato. Cantava nella secca base, tu cantava e chiamiva per me. Io capillo cantava felice, Reginella va bene a soffrire. T'ho voluto bene a te, ma voluto bene a me, ma non c'è mai potuto distrattamente parlare. Allora, invece di presentare adesso, facciamo prima accomodare Sara G. E adesso, rimanendo appunto nel contest della posteggia, è il momento di una cantante attrice molto brava. Lei è Sara Gison. Buonasera. E sarà accompagnata dal maestro chitarrista mandolinista Padula. Quindi facciamo un applauso a questo strepitoso duo. Quando amore ci sono morto, quando io ti può guardare, che sto cuore si sente una pugnuta. Che sarà? Ad affare. Non c'è mai. Non mi voglio giusto. Oggi l'uomo è va massa. Chi vuol fare? Da sette giorni, ho visto che le stritta quadriglie, a sotto braccio, tutta c'è cosa verde con ma che. Ti danno schiaffando. Senza rubi. Pensate. Sto mi fa buono. Tengo lasci la pupata. Prima i scarti all'uomo. La sandana che da vai da guardare. Come lo sarei a mossa. C'è permesso. Angelari! Sente ricetta la cosa. La Gianni. Tra sette giornalini, ho visto di la città quadriglie, a mano sotto braccio, tutta c'è cosa verde con ma che. Ma stregna, ma fai male. Prega, non dir no. Che ho fatto? E a certa così buono. Ma
almeno qualche soldo. Servo a prendere e a nobiltà. Gennaro mi fa un pilotto. Si sa fa papà. E a contro il foro vasci, signor. E io sto a guardare. Poi scendiamo a parte vascia a passeggiare. E a fianco a Gennarino, che porto io stesso, tiene la quadriglia. Ma sei Gennarino! E Gennarino guarda io. E guarda io. E non si va mai! Oppure ma tu passo qui. E là, sono guai a ria. Per me.
l'appuntamento dell'ultimo ospite della serata, qui già posizionato, Gustavo Martucci. Buonasera. Buonasera. Cosa ci fai ascoltare? Di Ciro Cerruri. Di Ciro Cerruri, un classico, io lo amo questo brano, quindi per voi Gustavo Martucci. Grazie. Non so se è qui in studio quasi con noi. Vieni, vieni Tony, accogliamolo con un applauso. Buonasera, come stai Tony? Buonasera a tutti e benvenuti alla corrida, no scherzo, benvenuti alla posteggia. Grazie Gioacchino per aver realizzato un evento del genere. Dove sei Gioacchino? Gioacchino è lì per preparare tutto quello che verrà dopo. Io voglio farti i complimenti innanzitutto per il personaggio che sei, perché sei molto singolare e poi sei un grande professionista non solo per l'accademia che porti avanti, ma anche perché sei uno straordinario attore e stai portando avanti comunque in collaborazione con Gioacchino i casting per il film L'ultimo posteggiatore. Certo, prima si scherzava con la corrida, però vorrei qui con noi anche il nostro caro Gioacchino. Gioacchino, fatti vedere dove sei. Eccolo qua. Ti nascondi sempre. Sì, ma tanto lui non parla, fa solo la bella presenza, giusto che la faccia, però lui è molto timido, lui ama cantare e suonare. Quindi raccontaci tu questi casting. Allora, la scorsa settimana abbiamo realizzato il casting al, come si chiama il locale? Polifunzionale di Soccavo, dove abbiamo avuto una bellissima affluenza di aspiranti protagonisti da tutte le parti d'Italia. Soprattutto ha risposto bene la Campania e la Puglia. Chi era presente di voi? Vedo Maria Red, giusto? Vedo la nostra carissima Lucia, perdonami Lucia.
Lucia Oreto, che tra l'altro è una straordinaria attrice, l'abbiamo vista anche in film importantissimi, quindi di solito personaggi così non hanno neanche bisogno di presentazione, però noi siamo veramente felici di averla qui questa sera e dopo avremo ancora l'onore di ascoltarla in una scenetta di Viviani. Sì, Lucia faceva parte del gruppo di lavoro della selezione per i casting. La vogliamo qua con noi, c'era anche con noi Stefania che è nascosta dietro, Starace, vogliamo anche lei qui. Vieni Stefania, vieni. Stefania sarebbe la professoressa di inglese e la presentatrice che ha comunque siglato questo meraviglioso evento. Sì, poi Sonia, devi abbandonare il cellulare e devi venire qui con noi. Lei si è occupata della segreteria in modo veramente egregio. Sì, c'è anche l'altra Stefania, dov'è? Stefania Russoliello. Dov'è? Vieni con noi, eccola qua. Siete in tanti, sto facendo fatica a riconoscermi perché domenica scorsa eravamo abbigliati in un altro modo e io vi ho memorizzato in quel modo. Vabbè, poi dietro la cinepresa c'è il nostro carissimo regista Antonio Robilotta che se può abbandonare un attimo il suo materiale viene, si fa una fotoricordo con noi e ritorna nuovamente dove stava. Antonio, ci puoi... accogliamolo con un applauso al nostro regista perché sta facendo veramente un lavoro incredibile dietro alle camere e ci sono lui. Quindi buonasera Antonio, vieni qui accanto a me. Ecco qua, quindi se siamo pronti per questa fotoricordo, così dopo tutti i nostri professionisti possono tornare al proprio posto, così andiamo avanti con la manifestazione. Ecco, grazie per la foto. Io ringrazio veramente tutti voi, spero che questo film vada in porto quanto prima. Certo, quanto prima inizieranno le riprese ci saranno delle novità. Nel frattempo vorrei farmi perdonare da Lucia per non averla menzionata prima. No, non ti perdono, dai. È facile Neanche io. Praticamente ad avere a che fare con le donne, lo sai, è una missione incredibile, difficile insomma da portare a termine. Noi donne siamo così. Una donna orgogliosa se la sta tirando, per tutte le ragioni. È una bellissima donna e lo può fare. Certamente, Lucia veramente mantiene una bellezza straordinaria sempre, non solo una donna di grande spessore, non solo una grande professionista, ma veramente devo fare complimenti perché ogni anno che ti vedo ti trovo sempre più giovane, veramente. Grazie Magda. Quindi comunque è un piacere di incontrarvi dopo tanto tempo e anche dobbiamo ringraziare, un immenso ringraziamento, non ci sono parole per esprimere la sua bravura, la sua tenacia nell'organizzare degli spettacoli, specialmente in questo momento così critico nel mondo dello spettacolo. Quindi per me Gioacchino è mio amore. Sai Lucia, io trovo che questo sia un evento veramente molto importante perché il Festival della Posteggia rappresenta veramente la tradizione e per guardare al futuro non dobbiamo fare altro che conoscere prima le nostre origini. Attraverso questa manifestazione veramente si possono creare tantissime cose molto belle. Io penso che questo Festival della Posteggia debba essere portato sull'isola di Procida nel 2022 perché è la città a livello mondiale della cultura e quindi la Posteggia deve essere rappresentata lì quest'anno e portata in tutto il mondo. Io cercherò di impegnarmi per questo. Grazie per essere stati qui con noi. Vuoi dire l'ultima cosa, Tony? Certo, dobbiamo estorcere qualche parola al maestro Gioacchino Iodino. Ma verso la fine sicuramente fare in modo che chiuda lui questa manifestazione. Vediamo se Lucia riesce a trovare qui l'uomo della sua vita. Io la lascio qui sul palcoscenico per voi con una sceneggiata di... È una scenetta? Che cos'è? Di Raffaele Piani, tratto dal piccolo di Raffaele Piani, un lavoro teatrale. Un lavoro teatrale di Raffaele Piani. Prezzodella. E Lucia? Molto, diciamo, molto corteggiata da tutti, però lei si mantiene sulle sue. Prezzodella Lucia Oreto. Grazie cara, grazie.
vabbè, lo troverò un maschietto. Ma vediamo un po'. Certamente. No, vediamo un po' dove lo devo trovare questo maschietto. Ma qua non c'è niente, non c'è nessuno. Che devo fare? Non c'è buono. Devo andare là. Ma l'ho trovato! L'ho trovato! Ma quanto mi piace! Ma quanto mi sono piaciuti gli uomini barbuti, specialmente con la barba bianca. Ma non è che sei vecchio, no? Assolutamente. Tu lo sai, che lì a paglia, hai capito? E ti vuoi suocere? Si sta suocendo? Non lo so, ti sto guardando, non lo so se mi piace o non mi piace, non lo so. Sì, mi dice, ha mai corteggiato una donna lei? Come te mai? Come me mai? Ma non l'hai visto mai una pelle? Ne ho viste tante, ma non così. Ma non così. Guarda che metti in dubbio questa cosa, non mi convince nulla. Ti sento, ne ho viste poche così. Non so se sono bello, se sono brutto, va bene. Non dice no, mancamente sono onesto. Non ci stanno cose appena da sta veste. Ma mandano coppa mia. Innamorata, adesso sì. Che bribanda malattia. Poi quanti soldi lo sapete? Che ne mala con la mia. L'uomo bene, ogni e furia, quando è dopo, ma la lui. Vai tutta le camisette perché la veste della stretta. Tu cammini e tu ti scassi perché l'anno era in gas. Poi, ad andare a Pepizza, la tua chi ti va, ma scusa, vieni a manare da me. Anche se no. Che vuoi fare? Non ti piace più? Non saggio ancora. Non saggio ancora se mi piace o no. Che vuoi fare? Vuoi portare un po' in frasca? Ma perché se fossi questa scampagnata? Voglio passare! Tanto vino non avevo, e sicuro ci voleva, che l'encava non avevo. Oh, ma insomma, a pensare, lievana sotto a me. Non mi voglio sotto a me. Sono sempre procedente. Se mi scusa, non mi dico, sto seccando. Anzi è meglio che tua mia trassa ponte sotto lì, ma se gridi capo spazio. Bello mio, tu non Ui, che bello, capito? ma sposa? Certo che ti sposo. Non parli più, mi hai te mandato tu. Oh. Grazie Tommy, grazie. Ritorniamo a macchina. Però mi hai capito con Gioacchino.